In questi giorni sta facendo scalpore il video che ha pubblicato l'Unione Sarda, dove c'è il parco eolico di Budusò, l'impianto più grande d'Italia, uno dei più grandi in Europa. In questo video ha fatto nascere delle discussioni. Io, piuttosto che scrivere i commenti a quelli che commentano, preferisco fare un video e parlarne con tutti. Quello che vediamo è la devastazione totale, non è nient'altro. Un impianto eolico, se non sbaglio, di più di 60 pale, che dà elettricità a 125.000 case. Ovviamente la gente ignorante che ne approfitta solo per attaccare l'Unione Sarda. Ecco, io non ce l'ho con l'Unione Sarda. Uno dei commenti principali che vedo è che la gente dice ma queste sono qui da 20 anni, mica sono spuntate adesso. Allora, più si va indietro nel tempo e peggio è. Il fatto che quelle pale siano lì da 20 anni non è una cosa positiva, ragazzi. Non è positivo. Non è positivo. Non è positivo. Non è che se uno dice ma ci sono da 20 anni allora va bene. È peggio che ci sono da 20 anni. Lo capite? Sono lì da 20 anni perché chi fa parte di questo business è 20 anni più avanti. La speculazione è avanti rispetto alle persone normali. Noi parliamo di speculazione oggi, ma siamo noi 20 anni in ritardo. Quindi dire che ci sono da 20 anni non è una giustificazione, anzi fa capire quanto la speculazione sia una cosa abbastanza vecchia. E un'altra cosa molto pericolosa per tutti sono i cittadini della zona, i cittadini del paese, se non sbaglio Budusò, che si difendono questo impianto come se fosse un loro figlio, come se fosse l'unica loro ragione di vita. Dicono, ma questo è un bellissimo impianto, dà un sacco di soldi ai comuni. Ah sì, sono due comuni, non so se Budusò e Ala dei Sardi, adesso devo vedere. Comunque salta fuori che tutte le persone sono contentissime perché questo impianto fornisce al comune 900.000 euro all'anno. Ci sono tantissime persone sotto questo video pubblicato dall'Unione Sarda che dicono ma questo parco dà un sacco di soldi al comune, è molto importante. La gente se lo difende, ovviamente 1 milione di euro, 900.000 euro, e l'azienda versa 900.000 euro al comune ogni anno. E il comune con questi soldi offre servizi ai cittadini, anche gratuiti, anche cose interessanti. Mi è sembrato di leggere. Questi fondi sono stati utilizzati per migliorare i servizi locali, come la manutenzione delle strade rurali, la costruzione di infrastrutture sportive. Vabbè, la manutenzione delle strade rurali se la sono fatta per portare le pale, dai. La costruzione di infrastrutture sportive e l'offerta di servizi gratuiti ai cittadini, tra cui analisi del sangue, attività ricreative per bambini. Ok, non è male questa roba. La fonte è Olbia Notizie. Questi soldi vengono usati da Budusò per cose utili per la popolazione. E sembra tanto 900.000 euro, ma in realtà 900.000 euro è quel numero, sai, quando dicono 9,90, per non dire 1.900, uno dice dai quasi 1.000. 900.000 euro, che non è 1 milione, 900.000 euro. È molto bella questa cosa, però i cittadini di Budusò, di Ala dei Sardi, che stanno tutti raccontando questa cosa, omettono tutti una cosa importante a dire, che nessun altro comune sardo si trova in quella situazione. Non esiste alcun comune sardo che prende tutti quei soldi dagli impianti rinnovabili, ok? Quindi questa cosa viene raccontata alle persone del posto come se fosse la norma, no? Invece è un caso unico. Ok, perché può sembrare che uno se legge quei commenti dice minchia, allora va bene, se ogni comune prende 1 milione di euro la transizione ecologica va bene. No, è solo quel comune lì, solo quei due comuni. Perché? Perché era 20 anni fa era diverso, 20 anni fa non venivano a metterti un impianto eolico senza almeno darti 2 soldi, ecco, era l'inizio della speculazione 20 anni fa, dicevano dai vabbè, vi diamo 1 milione all'anno, e quelli 1.900.000 all'anno, e quelli sì. Hanno fatto quella cosa dei sardi, no? Che se gli dici 1 milione, no, ma quale 1 milione? Almeno 900.000. E la gente che vede questi qua di Budusò che sono contenti di 900.000 euro all'anno dall'impianto, pensano che anche tutti gli altri impianti funzionino così. Non è così.
È successo questo a Buddusò perché erano altri tempi in cui nessuno si sognava di venire in Sardegna a fare un impianto e rubarsi tutti i soldi. Poi sono state fatte normative nuove, aggiornate, le ultime, che vietano completamente qualsiasi compensazione monetaria al comune da parte dell'azienda che gestisce l'impianto. Quindi quello che è successo a Buddusò, quello che è successo ad Ala dei Sardi è irripetibile in Sardegna e nel resto d'Italia, ok? È irripetibile perché la norma attuale non prevede più un compenso monetario annuale, ma prevede delle compensazioni. Una tantum, le più ridicole. C'è un paese in Sardegna, non mi ricordo quale, che al posto dell'industria energetica in campagna ha accettato un capannone per il carnevale. Un capannone per il carnevale. Sarebbe ogni anno da andare lì e boicottare questo carnevale, vestiti da paleoliche. Va invaso il carnevale di questo paese vestiti da paleoliche ogni anno. Bisogna ricordarli che sono venduti per un capannone del carnevale. A Selargius va anche peggio. Ne parleremo meglio nell'altro video. A Selargius terna come compensazione per il disagio di distruggere tutta la campagna di Selargius. In cambio vuole sistemare un angolino irrilevante della nostra città, che ne parleremo nei prossimi giorni, ragazzi. Questa è una cosa assurda. A quanto pare era anche nel programma del sindaco, invece era la compensazione di Terna, che poi si è scoperto. Adesso, quando pensiamo alle compensazioni che l'industria energetica offre ai comuni, siamo veramente sul ridicolo. Quindi, gente di Ala dei Sardi e Buddusò, difendetevi il vostro parco, fate quello che volete, dite sì, è bellissimo, ci piace tanto, però non andate in giro a dire alla gente, a far credere alla gente che se anche loro facessero come voi, avrebbero 1 milione di euro all'anno in tasca. Non è così. Purtroppo non è così. Siete privilegiati e basta. Poi ho fatto 2 calcoli, anzi li ho fatti fare all'intelligenza artificiale, quindi non sono giustissimi, però volevo capire, ma se il proprietario dà 900.000 euro ai 2 comuni, quindi dai, 1.800.000 euro ai 2 comuni, quanto guadagna il proprietario? Perché è questo che fa la differenza, è questo che rende l'affare un affare oppure una fregatura. E col prezzo dell'energia attuale e senza contare eventuali incentivi, quell'impianto fa dai 30 ai 50 milioni all'anno di euro. Quindi si ripaga quei comuni in una decina di giorni e tutto il resto è guadagno. A me non sembra un grande affare, assolutamente, non sembra un grande affare. Cosa hanno perso quelli di Buddusò? Beh, hanno preso 900.000 euro all'anno, che sono una frazione di quello che questa azienda guadagna in pochi mesi, e hanno rinunciato a quel territorio bellissimo. Poi adesso giustificano questa cosa, dicono ma lì era passato un incendio, quindi erano terreni incendiati. Ah, bene, ok, quindi se incendiamo, allora poi i sardi accettano di mettere le pale, perché se è inutile che tu dici che quelli erano terreni incendiati, che non c'è problema, perché se tu dici così, se i sardi dicono che quelli erano terreni incendiati e non c'era problema, allora arriva qui qualcuno che incendia per metterci le pale, visto che non c'è problema. Quindi non va mai giustificata la speculazione. Buddusò, Ala dei Sardi e un altro paio di comuni là intorno, alle ultime proposte di rinnovabili stanno dicendo di no, perché ovviamente non ci sono più le condizioni favorevoli che c'erano un tempo, altrimenti Buddusò direbbe sì a tutto, invece no. Stanno dicendo di no quei paesi ai nuovi impianti. Perché? Perché quelle condizioni non ci sono, perché nessuno vuole un impianto speculativo nella sua area che non gli dà niente. E poi infine io spero che veramente la gente di Buddusò ci rifletta guardando quel video, perché fa schifo, fa rigacciai, è un postaccio. È successo 20 anni fa, bene, 20 anni fa dovete fare casino. Ci andrà un revamping, le pale che passeranno saranno molto più grandi di quelle, ci sarà molta devastazione, vedremo cosa diranno gli amici di Buddusò al prossimo giro. Io volevo solo commentare questo, quel video è sicuramente un video che andrebbe accompagnato da qualche informazione in più. Bisogna spiegare che quello è un parco che ha 20 anni, che è stato fatto tanto tempo fa, che dà anche dei soldi al comune,
E bisogna spiegare che questa cosa non è vera per tutti gli altri, ok? Non succederà mai perché la normativa non permette certe cose. In definitiva, quella roba lì fa schifo, è brutto, è indecente. La Sardegna non può diventare come Budusò. Cioè, posti come quelli in Sardegna ce ne devono essere il meno possibile. E sera sto per caricare questo video dopo che l'ho editato e ci sono due cose in più da dire. Uno degli argomenti importanti è quello del lavoro. E le persone di Budusò e altre persone dicono che questo impianto offre lavoro agli abitanti. Secondo loro, dicono 20. Il sardo non sa contare da 10 in poi. Da 10 in poi dice 20. Come dicono, cioè, sono da una ventina d'anni, invece l'inaugurazione è stata nel 2011, quindi non sono 20 anni. Adesso dice che ci sono 20 lavoratori, non sono 20. Secondo i dati che ho io sono 17, quindi magari possiamo dire che sono 19, 18. Andrò a Budusò e alla dei Sardi a capire quanti sono. Usano il lavoro come per dire dà lavoro, questa cosa dà lavoro alle persone. 17 persone che lavorano a questa cosa. Per dare lavoro a 1000 persone, se con 70 pale ne lavorano 17, 20, per farne lavorare 1000 ci vogliono 5000 pale. Un'intera montagna devastata per far lavorare 17 persone. 17 persone del luogo, poi ci sono i lavoratori dell'azienda che magari sono anche molti di più, ecco. Perché questa cosa del lavoro è un'altra cosa, ne dovremmo parlare in un unico video, ecco, questa cosa dei sardi che dicono ma porta il lavoro, minchia. Ci sono 17 persone che svitano 2 bulloni e hanno distrutto un'intera montagna per quelle 17 persone. È un po' strano, andremo a vedere meglio. Proprio in occasioni di questo tipo, in cui possiamo vedere quante persone lavorano in un impianto di questo tipo, ci fa capire che il lavoro proprio non è una delle cose che questa transizione porta in Sardegna. Poi siamo andati a vedere i grandi progetti, di sardi non se ne vede neanche l'ombra. Abbiamo visto, erano tutti stranieri. Le aziende sono in grado di portarsi i loro lavoratori, i loro mezzi, le loro cose. Non hanno bisogno di pagare i sardi per il lavoro. Non c'è neanche una legge che lo richiede, ecco, forse il lavoro sarebbe il caso di proporre una legge che obblighi queste aziende a dare più lavoro ai sardi che a chiunque altro, ecco, ma una legge del genere sarebbe impossibile. Anche chi si vanta di questa cosa veramente c'è da piangere, 17 posti di lavoro per una cosa così immensa che fa chissà quanti soldi, è una tristezza. E non c'è niente di cui essere contenti. L'ultima cosa che voglio dire è la signora che dice che la foto è finta. La signora che fa, ma la foto è finta. Se si riferisce alla foto che l'Unione Sarda ha usato nel suo articolo, no, la foto è un esatto screenshot del video. Io ho controllato, basta cliccare sul video, guardare anche la foto dell'Unione Sarda e dire, ah no, la foto non è finta, ecco. Io non capisco che senso ha mettere questo dubbio nei commenti così. Oh, ma la foto è finta. Perché io sono andato a controllare e a vedere che quella foto non è finta. Però quante persone leggono quel commento, oh, ma la foto è finta. E dicono, ah sì, la foto è finta. Ah, è finta, è finta. Ok, non vanno oltre, non pensano. Perché buttare una cosa così là fuori? Perché andate a scrivere commenti che poi influenzano la mente di chi non legge, di chi non vuole andare a controllare meglio? E questi commenti purtroppo ce ne sono tantissimi, tantissimi. Ce n'è un altro che, cos'è che ha detto? Ha detto una cosa assurda. Ecco, lo leggo di là, dice, questo video è un falso. Ci saranno sì e no un terzo di quelle pale. Le altre sono un videomontaggio ricostruito per enfatizzare il parco. Ci sono 69 turbine diluite in circa 6.000 ettari. Non come in questo video falso. L'Unione, prima di pubblicare certe bugie, dovrebbe vedere meglio come stanno le cose. Ok? E sotto c'è un altro, Giovanni Sanciu, che dice, quando si dice giornalai e non giornalisti.
Ah, questo Gianni poi è fan più attivo, praticamente questo è uno di quelli sicuramente che scrive sempre insulti all'Unione Sarda, perché uno che scrive queste robe si dice giornalai e non giornalisti, vuol dire che non gli piace l'Unione Sarda, quindi essere fan più attivo è impossibile, quindi il fan più attivo te lo dà Facebook quando tu scrivi molto, quindi questo deve essere una di quelle persone che scrive sempre la stessa cosa, quando sono giornalai e non giornalisti, andremo a vedere, comunque fanno ridere, poi c'è Salvatorica Niedu, vabbè, oh raga, io dico i vostri nomi perché sono pubblici, sono lì, non è che sono lì, avete scritto i commenti sotto l'Unione Sarda e boh, beccatevi il mio commento che anziché mettervelo lì ve lo faccio qui. E la signora dice questo è un fotomontaggio, almeno la signora non si inventa il videomontaggio, questo è ancora più togo. Da Buddusoina, giornalai da licenziamento, quindi siccome lo dice la Buddusoina in persona, beh, questi vanno licenziati tutti i giornalisti. Questa storia deve finire, questo modo di parlare sui social deve finire. Continuare ad attaccare i giornalisti dell'Unione Sarda per il gusto di andare contro l'Unione Sarda è ignorando completamente che si sta invece danneggiando qualcun altro. Deve finire questa storia. Voi non state commentando il video dell'Unione Sarda, state commentando il video di un videografo, fotografo, professionista. Incolpare questa persona di aver prodotto un video finto, un videomontaggio, per qualche motivo strano, misterioso, è diffamazione. State diffamando un professionista che ha tutto il diritto di... Se pensate che questo sia un videomontaggio, allora denunciate il fotografo, l'Unione Sarda, per mettere in giro un videomontaggio illecito per fare propaganda contro pale vecchie di 20 anni, come se fossero spuntate ieri, che danno pure soldi e lavoro al territorio. Cioè, smettetela davvero. Siamo ridicoli. Quello è un video vero. Se volete approfondire l'argomento, cercate di capire come funziona la prospettiva. Quella è una prospettiva scelta dall'autore del video per mostrare la devastazione totale di quel posto, che si può mostrare solo se si fanno delle scelte come quella, quindi inquadrare la devastazione per quello che è, non come fanno altri che magari inquadrano dall'alto 2 pale lì, 2 pale lì, 2 pale lì e sembra che sono tutte lontane. Quindi quello è un punto di vista, il punto di vista del videografo. Quindi andare in giro a dire questo è finto, questo è falso, smettetela. Se voi non avete altro da fare tutto il giorno che commentare negativamente i post dell'Unione Sarda, fatelo pure, però non andate contro quei sardi che stanno cercando di fare qualcosa. Perché ok, c'è l'Unione Sarda che martella tutti i giorni, che probabilmente ha sempre spinto il Galsi, se volete un giorno ne parliamo bene di questa cosa, può essere anche così. Però in questa battaglia c'è gente che ci crede, c'è gente che sta vivendo le campagne, c'è gente che vuole fare qualcosa. E la dovete smettere di attaccare queste persone con è falso, è un fotomontaggio, ci sono da 20 anni. Smettetela, perché a parte che siete ridicoli, veramente ridicoli, e poi non fate altro che convincere altre persone ignoranti come voi che quello che pensate voi sia giusto. Ecco, basta andare in giro a dire che è tutto falso, è tutto finto, che è colpa dell'Unione Sarda, che vuole il tubo. Avete veramente stancato. Non se ne può più. Cioè, il sardo che va contro l'Unione Sarda perché sa che quello è la moda del momento mi ha veramente stancato. L'Unione Sarda pure, perché comunque è esagerato. Comunque dai, niente, tutto qui. Quindi Buduso, alla dei sardi, paese privilegiato che è riuscito a guadagnare con l'industria energetica 900.000 euro ogni anno,
qualche servizio gratuito, qualche cosa buona, il paese l'ha avuta, circa 17, forse 20 posti di lavoro. Hanno guadagnato tantissimo? No, l'azienda ha guadagnato molto di più. Se pensiamo ai prezzi dell'energia dell'epoca, comunque l'azienda guadagnava tantissimo lo stesso. Se pensiamo invece ai prezzi di oggi più eventuali incentivi, siamo proprio fuori. Si pagano questi 900.000 euro veramente in un batter d'occhio. Sono pochi 900.000 euro, ecco quello che volevo dire alle persone di Budusò e alla Dessardi, sono veramente pochi. Magari riuscite ad arrivare a 1.000.000, ecco. Provate a chiederglielo se ve lo danno 1.000.000. E il lavoro è veramente poco, 17 posti di lavoro per 70 pale è una cosa ridicola, quindi sappiamo benissimo che la transizione ecologica non porta lavoro. Ne parleremo meglio in altri video più dettagliati. Vi racconto un po' del lavoro che fanno qui i sardi che vengono quando c'è la polizia, vengono tutti spavaldi. Poi va via la polizia, finiscono i giorni caldi e vedi questi furgoncini che arrivano con i loghi nascosti, con il marchio nascosto per evitare che qualcuno vada e glieli bruci i veicoli. Se per voi è lavoro questo, secondo me non è lavoro. Il lavoro deve essere una cosa serena, che non danneggi altri abitanti dell'isola perché uno deve portare il pane a casa, ecco. Abbiamo perso Budusò alla dei Sardi, adesso c'è questa questione di Pattada, vediamo come va avanti, però cerchiamo di non perdere altre montagne della Sardegna in quel modo. Non è necessario fare tutta quella roba lì, non è necessario.